Buon pomeriggio, buon lunedì, bentrovati al Focus dedicato al calcio, soprattutto in questo periodo al calciomercato, con le ultime novità che arrivano chiaramente sul fronte delle formazioni siciliane. Cominciamo come di consueto con il Catania, ma ci occuperemo anche di Palermo e di Messina. Palermo, fra le altre cose, ha annunciato oggi il rinnovo di Segre, ma intanto cominciamo con il Catania. Come detto, c'è Alessandro Vagliasindi già collegato. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio a tutti. Allora Alessandro, il Palermo ha annunciato prima, abbiamo sentito anche nel telegiornale, ha annunciato il rinnovo di Segre. Il Catania in questo momento, nella settimana che porterà poi al ritiro, ha necessariamente da chiudere diverse operazioni, non solo in entrata ma anche in uscita, per poter poi affidare già nel fine settimana che arriverà una rosa quanto più completa possibile al tecnico toscano. Sì, Angelo, il calendario ci dice che siamo a 3 giorni dal pre-ritiro, nel senso che inizieranno le visite mediche, i primi allenamenti per poi spostarsi ad Assisi da domenica prossima, ed è chiaro che ci si aspetta un'accelerata sul mercato, ma in eredità sono rimasti i tanti esuberi che ovviamente devono essere smaltiti per far posto ai giocatori che i dirigenti del Catania hanno in mente di inserire in organico e di dare agli ordini di Mimmo Toscano. Come vedi, passano i giorni e sul fronte cessioni si registra poco. Dovrebbe essere addirittura d'arrivo il trasferimento di Contec alla Casertana, però esiste un numero considerevole di giocatori ritenuti in esubero. Parliamo di 20 giocatori, Angelo, per dirla tutta, ed è chiaro che su questo tema che è nevralgico poi decollerà il mercato in entrata, che non è fermo, attenzione, ma che ovviamente deve viaggiare alla stessa velocità del mercato in uscita. Abbiamo già registrato 4 arrivi, 2 ufficiali, Adamonis e Carpani, ma possiamo ritenere ufficiali, anche se manca il comunicato, gli arrivi di Anastasio e di D'Andrea. Il Catania lavora su tutti i reparti. In difesa c'è conferma sull'interessamento a Di Gennaro, protagonista della promozione in B della Carrarese. È sempre tenuto sott'occhio Prestia, uomo di fiducia di Toscano, tra i protagonisti della promozione in B del Cesena. E a centrocampo praticamente sfumato Capomaggio con direzione destinazione Avellino. Il Catania ha 2 obiettivi nel mirino, che sono Berna e Sonas, 2 centrocampisti con caratteristiche differenti, ma sicuramente tarati bene sulla categoria per essere stati protagonisti con la maglia del Catanzaro, poi promosso in Serie B, mentre sulla corsia esterna di centrocampo sembra affievolirsi la possibilità di arrivare a Thiago Casasola, che ha richieste dalla Serie B e quindi è più attratto alla prospettiva di giocare in cadetteria piuttosto che ripartire alla C a Catania. E allora in questo caso potrebbe tornare d'attualità il nome di Adamo, altro giocatore che Toscano ha avuto a Cesena l'anno scorso, un quinto di destra con numeri molto importanti nella stagione scorsa. Anche lui viene osservato con attenzione dai dirigenti del Catania. Qui a centrocampo possiamo dire che, contrariamente alle voci che si sono diffuse nei giorni scorsi, Anders Tejo non è stato contattato da club di Serie B, nello specifico il Pisa e la Salernitana lo avrebbero contattato per un trasferimento in Serie B. Tejo viene ritenuto un giocatore importante, in grado di fare la differenza in Serie C. È chiaro che deve
lievitare il suo rendimento rispetto a quello che abbiamo visto nell'ultimo semestre, però è un giocatore su cui il Catania crede, quindi in questo momento Teglio viene guardato come insomma possibile perno o comunque possibile protagonista del reparto di centrocampo 24-25, così come si punta su Roberto Zammarini. Ci sono state voci contrastanti sul destino dell'ex Pordenone, ma anche Zammarini viene ritenuto un giocatore in grado di garantire uno standard di rendimento a squadra in grado di lottare per il vertice, quindi quasi certamente anche lui resterà in rosso-azzurro. Alessandro, ti interrompo soltanto per chiederti quanto influiscono, quanto ha influito, diciamo, il rendimento non, diciamo, esaltante nella passata stagione di alcuni protagonisti che non rientrano più chiaramente nel progetto tecnico di quest'anno del Catania, nelle operazioni di trasferimento in uscita. Tantissimo, Angelo, perché non è solo un problema di rendimento, ma è anche un problema di ingaggio. Stiamo parlando di giocatori che hanno ingaggi importanti che non tutti i club di terza serie o pochi club di terza serie si possono permettere. Quindi sia per il rendimento, che chiaramente stride con possibili ambizioni di questi giocatori ad andare in Serie B, c'è da tener conto ovviamente del discorso ingaggio, e i club che magari hanno un potenziale interesse per questi calciatori chiedono al Catania di contribuire all'ingaggio, e quindi qui tutti i discorsi vanno ad arenarsi. Queste sono le difficoltà tangibili e oggettive che rallentano il corso di queste operazioni in uscita. Per quanto riguarda l'attacco, Angelo, sì, il Catania ha seguito e trattato Lescano della Triestina, ma non è l'unico giocatore considerato dai dirigenti rossoazzurri, perché risulta che ci siano stati dei contatti con Morra del Rimini e interessa anche Guido Gomez del Crotone, reduce da una buona stagione in rossoblu in Calabria. Ma ovviamente, come dicevamo prima, per far posto a tutti questi giocatori trattati al Catania, prima di tutto bisogna far uscire i tanti esuberi, ripetiamo, una ventina di giocatori che non rientrano nel progetto tecnico 24-25 e che il Catania è impegnato a cedere, insomma, a dismettere questi contratti per poter poi lavorare anche in un clima di ordine di un certo tipo in ritiro, perché tu mi insegni, Angelo, avere in ritiro 35 se non addirittura 40 giocatori diventa davvero un problema, perché questi stessi giocatori che sanno di essere in lista di partenza è chiaro che hanno in qualche modo la testa altrove, e quindi diciamo anche la qualità degli allenamenti, proprio il senso di gruppo che va a manifestarsi durante il ritiro viene indubbiamente annacquato da queste situazioni. Alessandro, io immaginavo mentre parlavi un ritiro, una sorta di albergo con le porte girevoli, perché se porti 35... Ci vorrebbero due alberghi, Angelo. Cioè, il Catania dovrebbe prendere due alberghi, uno per i giocatori diciamo che faranno parte dell'organico 24-25 e l'altro per i giocatori in esubero. Indubbiamente, certo, ci sono delle difficoltà per... Angelo, gli errori dell'anno scorso poi li paghi. Cioè è ovvio che non può tutto essere cancellato con un colpo di spugna, perché gli errori dell'anno scorso sono evidenti sotto gli occhi di tutti. È ovvio che costituiscono oggi un retaggio che ti condiziona la programmazione. Facciamo un esempio: si parla tanto delle squadre, insomma, che godranno a fine mercato dei favori del pronostico. Si parla ovviamente di Avellino e Benevento tra le squadre più quotate, e sono due squadre che hanno un vissuto 23-24 completamente diverso da quello del Catania, cioè hanno degli organici sostanzialmente già formati, delineati, dove sì, ci saranno delle entrate e delle uscite, già ce ne sono state, ma non quante il Catania in uscita ha necessità di fare, e quindi l'Avellino oggi si presenta con Iannarilli in porta, che è un gran colpo. Il Benevento prende Manconi e La Mesta, che sono due giocatori funzionali perfettamente al credo calcistico di Gaetano Auteri,
e quindi è ovvio che queste operazioni fatte subito, così presto, sono state favorite dalla circostanza che stiamo parlando di due club che in qualche modo l'anno scorso hanno lavorato molto meglio del Catania. Alessandro, per chiudere, la stagione di fatto sta per cominciare con il pre-ritiro, poi ci sarà il ritiro, ma c'è da segnalare, c'è da evidenziare come tra meno di un mese il Catania sarà in campo per la prima di Coppa Italia il 3 agosto e quindi bisogna, in mezzo a tante difficoltà, prepararsi anche per la prima uscita ufficiale, non solo per le amichevoli che potrà giocare poi durante la preparazione, diciamo, estiva. Sì, il tempo stringe, la clessidra scorre, quindi già siamo oggi 8 luglio, è ovvio che ci aspettiamo almeno in vista del ritiro, quando usciranno le convocazioni, di avere un quadro leggermente più agevole di quello di cui abbiamo parlato nel corso di questo collegamento. A proposito di lavoro organizzativo di staff tecnico, è stato anche individuato il nuovo match analyst che prenderà il posto di Ivan Alfonso, farà parte dello staff tecnico di Mimmo Toscano, e nelle prossime ore se ne avrà l'ufficialità, perché insomma questo profilo è stato individuato dai dirigenti del Catania. Bene, allora grazie Alessandro, diciamo che per quanto riguarda il Catania ci fermiamo qui e si attendono anche nelle prossime ore possibili novità in chiave mercato, a partire da Anastasio, che ormai è un'operazione... Anastasio e D'Andrea, Angelo. Anastasio e D'Andrea, insomma, operazioni di fatto concluse. Devono superare le classiche visite mediche che il Catania in questi casi pianifica a Villa Stuart a Roma, però diciamo c'è intesa totale, quindi credo che sia solo un discorso pro forma rispetto già a, diciamo, degli affari che possiamo dare per chiusi e definiti, quindi sarebbero così 4 i nuovi arrivi del Catania, perché Adamonis e Carpani erano già ufficiali da giorni. Bene, grazie allora ad Alessandro Vagliasini, ci ritroviamo lunedì prossimo chiaramente per questa finestra informativa su quello che è il mercato e non solo che riguarda il Catania. Fra poco ci occuperemo di Palermo e Messina, cominceremo con il Palermo che oggi, come detto, ha ufficializzato il rinnovo di Segre, ma ci sono anche le prime parole non solo del centrocampista rosanero ma anche del tecnico Dionisi, poi andremo anche a Messina. A fra pochissimo. Buon pomeriggio. A dopo. Ritorniamo in studio per Sicilia 24 Focus Sport, calciomercato nel caso particolare. Allora andiamo da Marco Gullà. Buon pomeriggio Marco, parliamo di Palermo con te. Non sentiamo Marco, in questo momento eccoci. Sì, Angelo, buon pomeriggio. Intanto prego la regia di alzarmi un po' il ritorno ovviamente anche del tuo audio. Buon pomeriggio a tutti. Sì, allora il Palermo stamattina ha già annunciato il rinnovo di Segre, centrocampista che si lega al club rosanero, in attesa, come dice lo stesso Segre, di poter centrare un importante traguardo. Era nell'aria questo rinnovo, si trattava ormai da mesi, poi sentiremo anche le sue parole. Sì, era assolutamente nell'aria. Tra l'altro Segre possiamo assolutamente dire, Angelo, che era un giocatore abbastanza ricercato anche da tanti club, non soltanto di Serie B ma anche dalla Serie A. Tu pensa che era il mercato di riparazione a gennaio, anche la Salernitana, l'Empoli e anche il Genoa aveva bussato alla porta del Palermo proprio per accaparrarsi le prestazioni di questo giocatore che vediamo appunto in conferenza stampa oggi dal ritiro di Livigno. Giocatore molto importante, uno che comunque sa fare gioco a centrocampo, ma soprattutto è anche uno che segna. L'anno scorso ha segnato più di 8 gol, quindi è uno che sa bene qual è poi il ruolo del centrocampista moderno. Ha rinnovato, ha giurato quindi ancora una volta amore al Palermo per i prossimi 3 anni. Se sei d'accordo possiamo anche sentire le sue prime impressioni. Allora, sentiamo. Da re un rinnovato, diciamo. Sentiamo le parole, le prime impressioni e sensazioni di Segre in conferenza stampa. Beh, dopo una trattativa comunque lunga che è durata un po' di mesi, io non vedevo l'ora di firmare.
È arrivato questo momento, sono grato e sono felice di aver sposato comunque questo progetto ed essermi legato a questa società e adesso devo ripagare ancora per l'ennesima volta la fiducia in campo. Insomma, poche parole, però diciamo importanti, credeva, voleva evidentemente questo rinnovo, le parti hanno trovato l'accordo. Sì, hanno trovato l'accordo, tra l'altro l'accordo era stato già trovato da tempo, quando è arrivato proprio in sella al Palermo il direttore sportivo De Santis, che tra le prime grane da risolvere c'era proprio quella legata a Segre. La seconda è quella invece relativa a Brunori, ne ha parlato anche in conferenza stampa nella giornata di ieri, nel primo giorno di ritiro, anche il tecnico Dionisi. Di Brunori la situazione è abbastanza chiara e fluida, Angelo e cari telespettatori. Brunori sta aspettando, se dovesse arrivare un'offerta importante dalla Serie A, allora lui lascerebbe il Palermo perché vuole giocarsi le sue chance in massima serie. Se ciò non dovesse arrivare, allora resterà a Palermo. Ecco il motivo anche perché Brunori non ha parlato oggi in conferenza stampa. Consuetudine è che dopo le parole del tecnico il giorno dopo parla il capitano, invece oggi non è stato così, ha parlato ieri Dionisi e invece nel secondo giorno ha parlato Segre, che ha rinnovato il contratto. Brunori in questo momento non vuole parlare perché le ultime dichiarazioni che ha fatto alla stampa proprio al termine del campionato, o meglio dei playoff persi nella semifinale con il Venezia, hanno destato qualche polemica soprattutto con la piazza. Non vuole parlare perché sa bene che da un momento all'altro il mercato è aperto e potrebbe arrivare qualche importante chiamata per lui anche dalla Serie A, in quel caso lascerebbe il Palermo. Se non dovesse arrivare questo, se non dovesse arrivare questa offerta allettante per lui, allora dovrebbe restare a Palermo e potrebbe restare a Palermo. Ovviamente in questo momento non se la sente di sbilanciarsi. Marco, ha parlato ieri, come dicevi tu, scusami, Dionisi, che comunque ha tracciato, non dico un bilancio perché è impossibile, ieri il primo giorno di lavoro, nonostante la squadra si sia ormai ritrovata da qualche giorno per una sorta di pre-ritiro, hanno iniziato ieri a faticare a Livigno. Sentiamo allora le parole di Alessio Dionisi. La speranza di ogni allenatore è allenare subito la squadra che avrà poi a disposizione il suo campionato, ma questo tra virgolette è quasi impossibile, no? Non per me ma per tutti, quindi è normale, arriveranno ragazzi nuovi, ma per me è più importante trovare disponibilità. Ne ho parlato ai ragazzi, ho chiesto poche cose: disponibilità e motivazioni. Chi non ne ha si faccia da parte e chi arriva ne deve avere, perché da quello dobbiamo partire. Se poi chi farà parte del Palermo è perché è stato ritenuto all'altezza, da me, dalla società, dal direttore, perché ripeto ci sarà condivisione dal primo all'ultimo giorno e c'è da quando sono arrivato, quindi disponibilità e motivazione mi aspetto da chi arriverà e sto cercando soprattutto, ovvio che poi parliamo di calcio e quindi anche serviranno anche organizzazioni calcistiche, ma non possiamo prescindere da questi due aggettivi e lo sto trovando nei vecchi, diciamo, in quelli che hanno già indossato la maglia del Palermo e per me questo era importante. Torniamo di nuovo da Marco Gullà perché le parole di Dionisi sono abbastanza chiare, no? Ha fissato due concetti e attorno a questi intende costruire il suo gruppo. Tra l'altro non ha mai parlato anche di promozione, di obiettivi, non ha mai sventolato poi qual è il reale obiettivo del Palermo, che comunque lo sappiamo benissimo, non può che essere la promozione diretta in Serie A. Se il City Group ha preso il Palermo è appunto per riportarlo in massima serie e quindi adesso servono i fatti. Non li vuole ovviamente pubblicizzare più di tanto il tecnico Dionisi, fa bene perché sappiamo benissimo che poi dalle chiacchiere tra virgolette prestagione ai fatti è tutta un'altra cosa. Ovvio che se il Palermo vuole trovare, ma soprattutto ritrovarsi in un palcoscenico importante, se fa quel tipo di iniziative come la presentazione delle maglie a New York, se fa la cittadella dello sport a Torretta, ovvio che adesso comunque al di là di queste vetrine servono i fatti. I fatti si raggiungono con i calciatori
di livello, con i giocatori che ti possano far fare appunto il salto di qualità. Non che il Citigroup non abbia fatto questo tipo di calciomercato, anche negli anni addietro ha comunque portato dei giocatori importanti, però probabilmente servirà adesso una programmazione diversa. Ok, la presentazione delle maglie a New York, dove c'è la Statua della Libertà, ok, insomma tutte queste iniziative di contorno, ma sappiamo benissimo che poi i campionati si vincono con i giocatori di livello e con coloro che sanno fare calcio. Il Venezia ne sa qualcosa, che si allenava sotto casa con le gondole ed è andato poi in Serie A. Il Palermo non c'è andato, quindi adesso occorrono davvero i fatti e soprattutto occorre una scaletta ben definita. Grazie Marco, buon pomeriggio, ci ritroviamo lunedì prossimo per questo spazio, intanto tu ci aggiornerai sulle operazioni di mercato nel corso della settimana. Grazie, buon lavoro, e andiamo adesso a Messina, perché fino adesso abbiamo parlato di Palermo che è già tornato al lavoro, abbiamo parlato delle operazioni di mercato del Palermo, abbiamo parlato del Catania che si ritroverà fra qualche giorno, comincerà la sua avventura per la nuova stagione con il preritiro, poi il trasferimento ad Assisi. Andiamo a Messina e cerchiamo di capire intanto a che punto è la situazione societaria, ci sarà questa svolta, non ci sarà il cambio, Sciotto resta al comando, resta socio di minoranza, tutte domande che faccio a Sergio Colosi. Buon pomeriggio. Ciao Angelo, buon pomeriggio. Sono tutte domande, credimi, alle quali è davvero difficile rispondere, perché non si capisce più quale sia la realtà. Di dati concreti c'è soltanto che tra 33 giorni si giocherà una partita di calcio, per quanto riguarda la Coppa Italia sarà l'esordio del Messina all'Ezio Uscita di Crotone. Il Messina in questo momento non sa assolutamente né chi sarà il presidente quale sarà dunque la società. Si sanno soltanto allenatore e direttore sportivo, ci sono soltanto 5 giocatori in organico, non si conosce la sede e i tempi del ritiro. Ti ho detto tutto questo perché ancora una volta, per il secondo anno consecutivo se non per il terzo, diventa prioritaria questa cessione del club che poi non si verifica mai. C'è questo fondo anglo-americano che un momento sembra un passo, era stata data ultima scadenza quella il 5 luglio, ieri 7 luglio doveva arrivare l'americano in città, così non è stato. Sembra che ci siano sempre delle problematiche, ma la trattativa comunque non salta, insomma, ed è tra l'altro all'interno del Messina, per le poche figure che lo rappresentano, non ci sono anche delle notizie rassicuranti né in un senso né nell'altro. Anche gli stessi tifosi brancolano nell'assoluto buio, come il tecnico Giacomo Modica, che in settimana è stato affiancato dal direttore sportivo Giuseppe Pavone, che conosce benissimo perché entrambi hanno il marchio Zeman. Però questo può voler dire tanto, ma può anche voler dire poco, tenuto conto che poi Pavone può essere un direttore sportivo esperto, ma per prendere i calciatori occorrono i quattrini, e lì ovviamente iniziano i problemi, per quello che abbiamo vissuto in questi anni con il presidente Pietro Sciotto alla gestione del club. Sergio, la riflessione che sorge è che, come dicevi tu, mancano 33 giorni alla prima partita ufficiale, quella di Coppa Italia, il 10 di agosto, se non dico male. E poi però c'è da costruire una squadra. Il direttore sportivo sì, ha un mandato, ma che tipo di mandato ha? Soprattutto che portafoglio può avere a disposizione e che tipo di giocatore può andare a prendere? Soltanto dei prestiti? Perché insomma in qualche modo si devono prendere dei giocatori, perché la squadra è iscritta al campionato, all'allenatore, ha il direttore sportivo, ma non ha i giocatori. Io dico che questo sarà il quarto campionato del Messina e l'organizzazione, o meglio la disorganizzazione, è stata sempre la stessa. Nel primo anno c'è stato il fallimento del Catania, il secondo anno uno spareggio vinto miracolosamente contro la Gelbison che ricordiamo poteva segnare fino all'ultimo istante, e il santo Fumagalli ha evitato appunto che il Messina finisse in Serie D. L'anno scorso, cioè quel campionato che si è concluso da pochi mesi, le cose sono andate leggermente meglio, il Messina si è salvato alla penultima giornata, però già aveva acquisito i punti per la salvezza. È stata l'unica stagione migliore targata comunque da Modica, che ha esercitato un buon lavoro. Però tutto questo sempre a costi estremamente ridotti, e prima o poi il piede scivola se si continua a gestire in questo modo, soprattutto quando non hai calciatori di proprietà, quando i migliori si accasano
con le altre squadre, quando poi prendi il materiale, quello che comunque proviene dalle categorie dilettantistiche oppure sempre i giovani emergenti in un contesto, in un campionato che, lo ricordiamo, quello il prossimo sarà più difficile dei precedenti 3 cui ha partecipato il Messina, per cui significa volere sempre sfidare il destino, ma non funziona assolutamente così, anche perché poi una caratteristica di Giacomo Modica è quella di allenare i calciatori fin dal primo giorno, puntare a una partenza forte, prepararli bene sotto l'aspetto fisico, ma in questo momento potrebbe preparare quanti calciatori? 5 sono quelli tesserati e prima o poi questa squadra dovrà andare in ritiro, sarà una settimana, 10 giorni, non si sa in Calabria o nelle Madonie, ma dovrà ufficializzare questo ritiro al più presto, ma senza giocatori come si fa? Modica ha bisogno del materiale umano fin dal primo giorno di ritiro, ha bisogno di confrontarsi e di lavorare con loro proprio per le sue caratteristiche di allenatore. Allora Sergio, e a tutto questo poi l'organizzazione societaria ovviamente conseguenziale. Ci aspettiamo notizie, informazioni, novità nei prossimi telegiornali da parte tua per quanto riguarda il Messina. Noi ci fermiamo qui per questo lunedì, ci ritroviamo la prossima settimana al solito orario. Grazie anche a Sergio Colosi, finisce qui il Sicilia Focus. Angelo. Grazie Sergio, finisce qui Sicilia 24 Focus Sport. L'appuntamento è lunedì, come dicevo, lunedì prossimo, gli aggiornamenti con lo sport nel corso dei nostri telegiornali. Buon pomeriggio.